Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Allora fioi, oggi si parte da Lione dove siamo arrivati la volta precedente e dobbiamo andare a Dover in Gran Bretagna. Andiamo, dobbiamo portare gelati ragazzi. È martedì, no scusate, è lunedì 15, sono le 15:56, dobbiamo arrivare martedì alle 3:40. Ok, sono 750 km. Andiamo ragazzi, andiamo. Oh, c'è. Occhio. Ok. E andiamo ragazzi, verso Dover. Ok. Dobbiamo portare gelati, vediamo. Eccoci qua. Guarda questo, come sorpassa sta merda umana. Ora vediamo un attimo qua. F6, riposo tra 3 ore. La benza, ho un'autonomia di 937 km, quindi ok, perfetto. Che bella Lione, che bella Lions. Che bello. Occhio. Vai come... Uff, mamma mia. Ho sfiorato la macchina ragazzi, in pieno stile comediano. Tururururururu, tururururururu. Vedo nuvoloni, eh. Forse tra poco arriva una bella pioggerellona comendiana, eh. E siamo qua in Francia, diretti verso la Gran Bretagna. Dobbiamo fare tutta la Francia, praticamente verso nord, per poi andare a Dover. Eccolo là. E inizia la pioggia, ragazzi, inizia il pioggerellone francese. Classica pioggerellona comediana, eccola qua. Che belle che sono le piogge comediane. Pa 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 pa. Non so neanche io se andrò a letto adesso o no. Dai, andiamo adesso, ricevitiamo anche la pioggia. Ok, perfetto. Buono, ciao. Buono. Ok, macchine non ce ne sono e si viaggia di notte. Noi dobbiamo arrivare entro ma martedì sì, 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 ok. Ah, a posto. Bene, molto rilassante viaggiare di notte. Quindi forse non sono proprio 700 km effettivi, perché comunque ho anche il coso in treno, quindi teoricamente sono un po' meno secondo me. Oh, sempre qua a spendere soldi al casello. Ok,
Ok. Stokes. Quindi dobbiamo ricordarci, ragazzi, che in Gran Bretagna andare con nel senso opposto, perché vado sempre a cappellare, cazzo, sti inglesi, sempre contrari a tutto e a tutti. Abbiamo 94.000 euro, molto bene, con questo lavoro prendiamo all'incirca 20.000 euro, che non sono pochi. Ma ci sono anche le tappe quelle lunghissime, però per quelle, cioè ragazzi, è dura chiaramente perché sono lunghe anche se chiaramente non sono in scala reale, però sono comunque lunghe da avere un po' più tempo, intanto ci spariamo tappe un po' più corte e dopo sicuramente andiamo con le tappe più lunghe. La notte francese. Devo fare praticamente solo la Francia. Para para pa pa pa. Comunque ragazzi, adesso diciamo che il programma comendiano con i video sarà un po' particolare, nel senso ci sarà Eurotrack, poi sempre NBA che devo finire la stagione chiaramente, perché quello è un gioco che chiaramente non posso fare sempre perché mi porta via tantissimo tempo, infatti lo faccio sempre nei weekend così ho più tempo, soprattutto di sera. Poi chiaramente ecco, WWE finiamo con WrestleMania, poi ci sarà un riposino da WWE. Con FIFA c'è il PSV e poi vediamo insomma quante stagioni fare, anche perché dopo c'è anche il gioco dei mondiali, con i mondiali impossibili, tutto quanto, quindi poi c'è anche Football Manager, quindi non voglio fare proprio troppo calcio. E poi vabbè, chiaramente c'è Football Manager, Formula 1 che adesso vediamo. Chiaramente sto registrando questo video ancora, non so com'è andata la prima gara di Melbourne, se piace la nostra roba del 50%, spero di sì, perché avrei piacere di fare un campionato così con Nicolino Rosbiff. Poi finiamo VRC, insomma non è che sinceramente non mi ha esaltato in maniera devastante. Però ormai finiamo la serie, però ripeto non sono stato proprio strasoddisfatto. Guarda che bello qua. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Parapapapapapapapa. Ta-da-da-da, na-na. Che adesso dobbiamo fare la girata verso sinistra. Quindi adesso andiamo dritti. Dijon, Metz, Paris, Calais. Devo andare per di qua. Ok. Vai, 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 di rotatoria. Occhio. Buono. E allora, raga, bellissima giornata francese. 295 km all'arrivo, molto bene. Finora un viaggio tranquillo, rilassante. Sono le 6:27 del mattino. E si gode, ragazzi, si gode, si gode, si gode. Ho ancora un'autonomia di 110 km con la benzina, quindi tutto rego me ne frego. Col sonno come siamo presi. Prossima sosta di riposo 5 ore, buono dai. Dover. Tra un po' arriviamo anche là, non so se prendiamo il treno o la nave, però secondo me è il treno. Meshi your Sunday, Mamma mia ragazzi, ma perché non ho fatto il cantante? Me lo chiedo sempre, cioè, avevo tutte le caratteristiche per diventare un cantante fenomeno. Lasciamo girare a destra. Ok.
Destra, destra. Pari, pari, pari. Noi andiamo là là. Di tutti questi posti qua, magari con le, diciamo che non puoi andare, secondo me sono tutte quante espansioni che faranno nuove strade, nuove città, sono sicuro. Speriamo più che altro. Ok. Che cazzo? No, Fio, non l'ho neanche vista. No, non ci credo. Ma perché? Ma madonna, la madonna. Danno 0, meno male, 5 del camion al 5%. Non l'ho proprio vista, Fioi. Ah, Dio, le macchine qua però spuntano da sole. Ma cos'è sta storia? Oh, io sono il gondolano, non rompete i coglioni. Certo che, ecco, pensate ragazzi a un comendone camionista, cioè ragazzi, veramente, cioè il pirata della strada. Un altro casello, qua spendo più soldi di casello che altro. Ok. Non riesco mai a fermarmi giusto, cazzo. Ok. Dai che ci siamo ormai. Vedo il tunnel là della Manica per andare in Gran Bretagna. Ci siamo! Eccoci qua, parapapa. Adesso cerchiamo di capire la strada, che qua tutte ste robe, non si capisce niente. Ok. Adesso devo girare a destra. Frena, zoccolone, frena. Vai, 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 vai. Molto bene. Ok. Perfetto. Buono. Se devo capire qual è il mio. Qua forse, spero. No. Eccolo qua. Eccoci qua. Ah, vedi. No, mi sono incastrato. Solo il comandone può incastrarsi così. Dio boh. Ok. Ok. Vedi, ci siamo con... siamo col treno. Vedi che mi ricordavo giusto. Vai. Ok. Perfetto. E andiamo. Ciuf 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 ciuf. Siamo con il treninus. Siamo con il treninus. Eccoci qua. Mancano 42 km, siamo anche arrivati. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Un buon viaggio.
Buono. No, non toccarla. Guarda sti inglesi, oh! Solo beccarmi il semaforo subito. No! Ah, mamma mia. Che rischio. Guardate come vi... e si gode. Dai invece, su, dai. Ecco, ti pareva. Ah, che due maroni. Dai, fioi, dai. Perfetto. Adesso non faccio la manovra, ragazzi. Voglio prima un po' allenarmi, se farò qualche tappa anche da solo. Se no ci metto veramente 72 ore. Bene, dai, un altro viaggetto è andato, sono contento. Stiamo riprendendo un po' la mano. Ragazzi, siamo arrivati, porca puttana, mi è partito Shadow Play, fatalità nel momento che sono arrivato. Vabbè, scusami, fioi. Ok, mi sono accorto solo all'ultimo. Andiamo con invio e ciao. Molto bene. Ottimo lavoro. Tararara, professionista. Buono raga, questo lavoro è andato, adesso vediamo la prossima volta di fare un viaggio un po' più lungo e di prendere un bel po' di big money. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.